Sì, buongiorno, siamo arrivati così all'ultimo momento, chiedo scusa un po' per il ritardo, colpa mia, abbiamo finito di fare alcune ulteriori riunioni, alcune verifiche, perché insomma vorrei ricordare a tutti che questa trasmissione non è fatta ovviamente con intenti televisivi o tantomeno giornalistici, ma semplicemente un po' per portare un po' di serenità nelle case, per raccontare quello che stiamo facendo, per ringraziare tutte le persone, non si finisce mai perché realmente la città altro che se è viva, insomma, e continua a dare esempi di ogni genere, per cui cercheremo di raccontarli. In qualche caso su qualcosa bisognerà anche vedere perché abbiamo visto per esempio un'attività meritoria dei volontari, ho visto un servizio, l'ho visto su Rai 3, io non avevo visto bene, ma che portano la spesa a casa e queste cassette le abbiamo viste andare con le barche a remi. Su questo alcune categorie mi hanno fatto delle richieste specifiche, allora io penso che in questo momento di solidarietà possiamo anche capire tutto, anche se dobbiamo per forza comunque tutelare la legalità ovviamente sempre di tutto quello che si fa, perché è da capire se tutte le regole insomma, di HCCP eccetera vengono verificate, però insomma bellissimo il servizio, bello le barche a remi che riempiono la città, insomma conosciamo un po', sappiamo che vogare non si può, portare la spesa a casa va bene, sarà in questo momento di emergenza, poi sotto parlare portiamo la merce, poi portiamo le persone, ci vogliono le autorizzazioni comunali, ecco noi siamo proprio sempre aperti, è un momento dove ci teniamo tutti, siamo contenti, tutti eroi, però ecco attenzione, ci sono poi le categorie economiche, ci sono le autorizzazioni per fare certe cose, per portare merce alimentare, per cui ritengo che non sia da allargare più di tanto questa cosa, adesso è un momento, sono ragazzi giovani, insomma, io ho visto il servizio, adesso stiamo un po' approfondendo perché insomma, bisogna stare un po' attenti perché la macchina è complicata e c'è sempre qualcuno poi che magari gli sfugge la situazione, lo dico soltanto così, ecco, perché insomma non c'è stata fatta nessuna domanda al comune, nessuna situazione, cioè, io ho il dovere di un po' di informare, di raccontare quello che si vede. E poi voglio cominciare, perché mi sembra giusto cominciare, con un saluto ad Andrea Cereser, il sindaco di San Donà di Piave, che ieri ha scritto un breve messaggio dall'ospedale, abbiamo sentito oggi, ci ha mandato un messaggio, eravamo in conferenza qui sindaci, l'ho letto, e il messaggio di Andrea è questo: un saluto a ciascuno e un ringraziamento per le espressioni di affetto e vicinanza, spesso più umana che istituzionale. Sono convinto che ne verrò e ne verremo fuori. Abbiamo grandi lezioni da imparare da questa esperienza, altrimenti sarà stato tutto inutile. A presto. E Andrea ha messo nel sito suo di Facebook, perché non stiamo divulgando nulla di riservato, ha lui messo nel suo sito che l'hanno trovato che aveva un'infezione polmonare, stanno facendo i tamponi, ci auguriamo che non ci sia niente, che la questione sia risolvibile, e in ogni caso ci ha mandato questo messaggio, lo abbracciamo di cuore, lo salutiamo. Vogliamo ricordare anche, abbiamo una diretta in questo momento, vogliamo ricordare anche che tra tutti gli eroi della sanità, tra tutti gli eroi del volontariato, tra tutti gli eroi delle forze dell'ordine eccetera, in Italia per adesso sono anche morti 4 sindaci. E voglio ricordarlo perché insomma adesso non è inutile che qualcuno si illuda, cioè qua io sono qua, resto bello, vigile, insomma siamo in tanti, però voglio ricordarli perché Giovanni Malchiodi, il sindaco di Ferriere di Piacenza, provincia di Piacenza, Pierangelo Nonini, sindaco di Novate Mezzola Lecco, Giorgio Balotti, sindaco di Cene, provincia di Bergamo, e Raimondo Balicco, sindaco di Mezzoldo, provincia di Bergamo. A loro il nostro cordoglio. E continuando sulla velocità di oggi, perché oggi è sabato e siamo comunque carichi, voglio raccontare che, così ringraziare ovviamente i sindacati, i tre segretari generali delle tre sigle sindacali CISL, CGL e UIL, CISL Paolo Bizzotto per la CISL, Ugo Agiollo per la CGL e Gerardo Colamarco per la UIL, per aver partecipato questa mattina, qualche ora fa, a una riunione che abbiamo fatto in teleconferenza, come ormai facciamo quotidianamente, per parlare e per ragionare sulla situazione, per capire lo stato dell'arte, la posizione dei sindacati
immaginare un ragionamento per come e quando sarà il momento della ripresa. Lo stesso, per cui li ringrazio anche Enrico Zanetti e Massimo Miani che hanno accettato, due amici, ma tecnici soprattutto veneziani, che hanno accettato di aiutarmi per costruire, per scrivere tecnicamente delle proposte, un quadro generale da dare al governo con una logica, come dicevo prima, filogovernativa, cioè però che spieghi bene le necessità specifiche di Venezia. Per cui quando si parla, e noi sapete che siamo d'accordissimo, di questo piano di rilancio dell'Italia, per questo piano Marshall, eccetera, vogliamo partecipare per dare le nostre proposte, ma non darle in maniera così più o meno casuale. Vorremmo costruire un piano generale. Allora, una base l'abbiamo cominciata con un voto proposto dalla Giunta su un voto favorevole del Consiglio Comunale che ha portato anche ulteriori miglioramenti, perché abbiamo approvato una delibera di delega al sindaco per portare queste impostazioni per salvare i bilanci, perché nella manovra che ci sarà di rilancio o le manovre economiche che il governo si sta in queste ore approcciando a fare, che sta discutendo, vogliamo che ci sia un'attenzione specifica per gli enti locali e soprattutto vogliamo spiegare la realtà veneziana, che non è né meglio né peggio, ma è diversa da altre. È chiaro che noi qui abbiamo la prima azienda turistica italiana, che non è solo il Comune di Venezia, ma è tutto anche il litorale, le spiagge. Vogliamo che il governo capisca l'importanza di fissare i bilanci, organizzare le manovre che ci sono, perché noi possiamo andare incontro alle imprese, agli imprenditori e di conseguenza, perché di conseguenza se noi salviamo le imprese riusciamo a dar certezza anche a quei lavoratori. Considerate che salvare i bilanci dei comuni, perché così com'è la situazione i bilanci rischiano di andare veramente a catafascio nell'arco di 2 o 3 mesi, questa è la situazione reale. Ecco, se noi salviamo i bilanci salviamo anche poi tutti i servizi che i comuni fanno e le loro partecipate. Il tema dei trasporti diventa fondamentale. Ricordo che la CTV non opera solo a Venezia, anche se lì abbiamo in acqua abbiamo sicuramente i problemi maggiori, perché venendo meno i turisti, il gettito gigantesco che i turisti davano, non siamo in grado di garantire gli stessi servizi che avevamo prima, non è pensabile. Ovviamente tutta la CTV con grande senso di responsabilità ieri è stato firmato un accordo con i sindacati, avevamo già chiesto la cassa integrazione, la maggior parte dei dipendenti sono in cassa integrazione a rotazione al 50%. La prova di durezza, adesso c'è la copertura del governo per le 9 settimane, noi ci siamo impegnati firmando un accordo con il sindacato venerdì, ieri, di pagare, anticipare, anche se non sapevamo come fare, ma abbiamo trovato fondi grattando il fondo del barile per anticipare noi quelle 9 settimane di cassa integrazione che il governo ha detto che ci darà, ma non siamo convinti che ci sia la copertura oggi completa di questa roba, però l'anticipiamo noi, non siamo in grado di andare oltre e il problema vero è che la filiera turistica tutta, per cui alberghi, ristoranti, appunto trasporti, tutto quello che riguardava l'economia attorno al turista, le guide, e tutto il resto, il facchinaggio, tutte anche quelle mansioni, le commesse, le aiute commesse, tutte quelle che probabilmente si troveranno a essere in difficoltà nei posti di lavoro, tutte queste vanno protette per 12 mesi, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto. Ecco. Adesso con i sindacati vorremmo fare un ulteriore passo. Abbiamo fatto una riunione con le categorie generali, le più grosse, le più rappresentative l'altro giorno, l'abbiamo fatto poi un focus specifico con le rappresentanze degli albergatori veneziani che hanno le loro specialità. Stiamo cercando, assieme dicevo a Enrico Zanetti e Massimo Miani e Michele Zuin, che mi aiutano dal punto di vista proprio tecnico per scrivere queste cose, per andare dal governo, dalle opposizioni, in Parlamento, da tutti, a raccontare, vorremmo alla fine arrivare a una proposta e vorremmo metterci qualche giorno alla settimana. Ho spiegato questo disegno, così lo ripeto perché voglio salutare tutti i sindaci e gli altri, siamo in 44 compreso Venezia, gli altri 43 sindaci che erano collegati mezz'ora fa con noi, siamo stati un'oretta a parlare delle problematiche operative, perché poi comunque alla fine è sempre il sindaco. C'è un assembramento al libro in spiaggia, chiama il sindaco, allora rispondo a chi me l'ha detto, abbiamo mandato ma ieri sono andati via. Abbiamo visto 4 persone che si parlavano, allora andiamo a vedere. Ecco, però non è che possiamo andare avanti così, non potremo durare così. Adesso si sta tutti a casa, la data è il 13 di aprile, però adesso insomma noi dobbiamo cominciare a
costruire il come fare per ripartire e dobbiamo farlo adesso. Ecco, per cui questi giorni stiamo facendo questo. Ho spiegato questo ai sindaci, mi hanno raccontato e hanno condiviso perché abbiamo gli stessi problemi. Prima c'era il sindaco onesto di Cavallino che ha dei problemi enormi, ha un mercato che dovrà, mi diceva adesso chiudere, sta provando in tutti i modi a vedere cosa fare, ma lunedì non sa, cioè, probabilmente non ce la fa. Ieri è uscita una norma di nuovo della regione che abbiamo appreso in serata e ci siamo subito attrezzati. Con Venezia abbiamo cercato, e adesso dopo passerò a questo tema, di salvare alcuni mercati, non riusciamo a salvarli tutti. La gente spesso è anche indisciplinata, bisogna che si rispettino le regole, poi daremo anche adesso i dati dei controlli che stiamo facendo, che abbiamo aumentato, però alla fine nel frattempo dobbiamo costruire una proposta di ripartenza, magari per fasi, magari per età. Il sindaco Ferro prima lanciava una proposta che un po' sta girando a livello nazionale, che è quella delle età, per cui se uno magari è un po' più giovane, magari riesce a iniziare prima di un altro. Ci sono degli studi, dei medici che adesso mi spedirà, stiamo guardando. Vorremmo confezionare una proposta trasversale, che sia una proposta però che spiega come a Venezia l'incidenza della perdita di gettito del turismo non sarà per 2 settimane, per queste 3 di crisi e poi riparte tutto, ma avrà uno strascico lungo di 12 mesi. Poi stiamo immaginando un rilancio economico dal punto di vista anche della comunicazione e così via, ne parleremo, sarà un dibattito molto aperto, però non c'è dubbio che non ci sottrarremo a nulla e saremo sul pezzo. Dobbiamo fare una grande campagna dal giorno dopo, diciamo, noi immaginiamo anche, l'aveva proposto per la verità anche la categoria degli albergatori, alcuni amici che hanno degli alberghi dicevano proviamo, e io ritengo sia una bella idea, proviamo a fare invece, spostiamo in avanti tutte le attività come posso dire, di intrattenimento, di divertimento anche culturale, insomma, che avvengono in città, riempiamo meglio tutta la parte autunnale e invernale per arrivare in primavera, insomma, fare un grande strascico per vedere se riusciamo a recuperare. Non c'è dubbio che col coronavirus, in qualche modo dovremo convivere, perché nessuno riesce a spiegarci esattamente cosa sta succedendo e noi dobbiamo comunque dire che non si può continuare così, cioè dobbiamo adesso fare una fase. Si è stabilizzato, nessuno vuole mollare niente, ma da qua a Pasqua sono altre 2 settimane, lo so bene io che tutti i giorni vengo qua, alle 4, qua siamo alle 4 in diretta su Facebook e anche su Televenezia. Le repliche sono alle 8, alle 11:30 e alle 8 di mattina, non avevo potuto più di vedermi, vabbè, mi scuso, però ci sono anche i bambini, gli anziani, saluto le nonne delle case di riposo che mi guardano, che dicono, mi fanno i loro commenti su ciao nonne, ciao mamma, ciao a tutti, insomma spero che la comunità si costruisce così, però seriamente i sindaci abbiamo detto costruiamo un percorso insieme, perché poi i problemi sui bilanci e le ricadute sociali, sui trasporti, le immondizie eccetera, assolutamente le vediamo e le possiamo calcolare immediatamente, per cui insomma ecco, questo è il lavoro che stiamo facendo, per cui ancora ringrazio i 3 segretari generali di CISL, CGIL e UIL metropolitani, ma soprattutto anche ringrazio i miei consulenti Enrico e Massimo e Michele, che adesso non è, forse ci sta guardando a casa col papà, per cui insomma lo saluto e insomma continuiamo a lavorare per questa proposta, poi così potremo anche raccontarla, speriamo di avere il più largo consenso possibile. E ecco, adesso io passerei al tema dei mercati, così nell'occasione, intanto che va il filmato, abbiamo preparato un filmatino, siamo ormai diventati una specie di cosa, e facciamo accomodare l'assessore al personale e anche il prosindaco del Lido, adesso ve lo presento, insomma, intanto adesso lo facciamo entrare e facciamo partire il filmato. Sì, oggi siamo in sopralluogo ai mercati di Mestre e Marghera, ai mercati della città, per vedere un po' come ci siamo organizzati, come i commercianti con la protezione civile e la polizia locale hanno reso pienamente sicuri i mercati rionali e i mercati ambulanti di Marghera e di Mestre e del centro storico di Venezia. È un impegno importante perché consente di garantire il servizio al cittadino nel rispetto delle nuove norme regionali e quindi è un impegno straordinario che ha visto gli uomini della polizia locale e della protezione civile impegnati fin da stamattina all'alba per rendere possibile tutto ciò e di questo voglio veramente ringraziarli.
sin da questa mattina all'alba siamo presenti nei mercati rionali di Marghera, di Mestre, sia in Piazzetta San Francesco che il mercato centrale e a Venezia, per aiutare la polizia locale e la popolazione soprattutto e per poter frequentare questi luoghi per l'ordinanza della Regione Veneto che ha imposto l'uso di mascherine e guanti. Mascherine e guanti vengono distribuiti a tutte le persone che arrivano nel mercato e possono così accedere tranquillamente all'area mercatale. Sì, siamo qua. Eccoci qua. Non so se mi senti, c'è ancora il volume? Sì, perché camminando, facendo il coro, ho buttato via giù il microfono. No, lo dico a Vindigni, cioè mi metterai in conto. Vabbè, perso il microfono. Allora, presento e saluto Paolo Rumor, l'assessore al personale, alla nostra avvocatura, e anche pro sindaco del Lido, per cui magari poi accenniamo anche a qualcosa sul Lido. Paolo, intanto io comincerei a dare i dati della polizia locale. Oggi non essendoci la Carlotta, non ho le cartelline come al solito, però mi arrangio lo stesso, abbiate pazienza che adesso arrivo subito. Allora abbiamo la polizia locale, eccola qua, il controllo della polizia locale. Abbiamo ieri, io do ogni giorno il controllo che facciamo delle persone il giorno prima, per dire che i controlli li facciamo e come, ma non è che possiamo essere dappertutto, lo dico a chi si accorge dalla finestra che passa uno, cioè facciamo quello che possiamo, insomma. Le persone controllate sono state ieri 184, per cui parecchie, controllate per capire i documenti, se effettivamente avevano motivo di girare. In totale ne abbiamo controllate, da quando abbiamo cominciato questa crisi, 2711. Ieri ne abbiamo sanzionate 31. Siamo arrivati a 160, 60 denunciate penalmente, 100 multate. Però attenzione che questo numero sta crescendo. Allora, detto che, l'abbiamo detto più volte, bisogna stare a casa, le norme si rispettano, cioè io sono di quelli che insomma bisogna ripartire, bisogna convivere, ma attualmente bisogna stare a casa e bisogna avere le certificazioni di stato di necessità per uscire, per cui c'è poco da fare, bisogna, per quanto si capisca che la situazione sia difficile, eccetera, perché 31 sono tante, troppe. Poi ieri abbiamo denunciato un'altra persona per altri reati e poi ieri sono state controllate 66 attività, 66, e abbiamo sanzionato un esercente. Questo è, diciamo, il report della polizia. Dicevo che ieri la Regione Veneto ci ha comunicato una nuova ordinanza, la numero 37 del 2020. Allora, per dare un po' di indicazioni, anche qui ci ascoltano gli altri sindaci se vogliono, poi io racconto quello che facciamo. A Venezia non ho come sindaco metropolitano potere di coercizione su altre cose, non ho nessuna delega sanitaria e, come ho già detto più volte, mi allineo assolutamente alle posizioni e alle ordinanze della Regione e del Governo. Lo dico perché è giusto che ognuno faccia le sue cose. Dopodiché credo di aver titolo, altro che un po' per capirci di economia e poi anche per dare una mano e dare un contributo, in questo senso positivo, non mai polemico, eccetera, per dare delle risposte che tengono conto della situazione italiana, per cui nazionale, sapendo che Venezia ha delle specialità che vanno raccontate, vanno difese. Cioè, se facciamo una manovra da 500 miliardi di euro sulla liquidità, come volete voi, però di 500 miliardi di euro, dico, speriamo che dentro a questi ci stiano anche i 150 milioni all'anno che abbiamo chiesto per finanziare la legge speciale, perché nel frattempo noi dobbiamo alzare le rive a Castello, fare un po' di interventi in città, interventi proprio di ripristino, che non sono danni diretti dell'acqua grande, ma sono cose che ci sono da anni ormai, la gente va sotto le case anche con 120, quella roba là a Castello dobbiamo per esempio pulire sotto Viale Garibaldi tutto quanto quello che è il canale, diciamo, che poi c'è sotto il Viale Garibaldi, è stato pulito decine di anni fa, va pulito, lo so che non è l'urgenza migliore, ma adesso, siccome i tecnici di Veritas non riescono a fare questa pulizia, perché ci vogliono dei macchinari appositi, bisogna fare una gara pubblica e ci vogliono anche risorse. Noi stiamo appostando tutto questo, però
si passa dai discorsi ai fatti adesso. Allora noi abbiamo chiesto queste risorse, se facciamo una manovra di Lancio Italia pensiamo alle scuole, pensiamo alle carceri, però pensiamo anche a città come Venezia, che da troppi anni sono state dimenticate, e questo discorso lo faccio e lo continuerò a fare, anche perché con quei soldi possiamo riprendere a finanziare o a cofinanziare gli investimenti dei privati per ristrutturare le basi dei loro edifici che sono in acqua. Possiamo, quando scaviamo a secco stavolta i canali, metterci giù sul bordo del canale, pulire il canale, metterci giù il tubo della fognatura, finire anche gli impianti di antincendio che manca mezzo antincendio, e portare la fognatura a Marghera nei depuratori. Bisogna finire il depuratore di Pellestrina, sistemare alcune cose sia a Sant'Erasmo, a Burano per esempio, c'è da sistemare il canale, l'abbiamo messo nel PUMS. Queste strumentazioni, ecco, noi non abbiamo fermato, salvo adesso i cantieri queste 2 settimane per motivi lavorativi, per motivi di sicurezza, ma noi non fermiamo tutta la riprogettazione operativa della città per micro interventi. Noi non siamo quelli che pensano a grandi cose, hanno salvato, sistemato il bilancio, questo ci aiuterà in questo momento di crisi. Però il bilancio è una cartina tornasole, non reggiamo perché questa è un'epidemia mondiale, meno male che abbiamo qualche avanzo, ma poi non tutti i comuni sono in queste situazioni, per cui assolutamente speriamo di costruire una proposta che il governo e che le autorità possono comprendere come necessaria. Poi su Venezia in particolare dico, abbiamo letto l'ordinanza, abbiamo deciso di operare in questo modo. Allora l'ordinanza mette un sacco di paletti per quanto riguarda i mercati all'aperto o al chiuso, ma mercati diciamo chiamiamoli rionali, insomma. Ecco, noi abbiamo agito questa notte, questa mattina, per fare uno esperimento, diciamo, per oggi, per capire se funzionava. Adesso abbiamo delle fotografie, ma insomma abbiamo costruito un'entrata e un'uscita come l'ordinanza dice, perché molti invece dicono non ce la facciamo e chiudiamo i mercati. Noi vorremmo tenere aperto Rialto, perché a Rialto c'è il mercato della frutta, del pesce, ma è un momento anche di vita della città, è un simbolo secondo noi della città, e al di là delle chiacchiere, di tanti discorsi così, noi vogliamo che la città resti viva veramente. Bisogna decidere. In questo momento noi abbiamo deciso di provarci. È chiaro che adesso stiamo verificando perché le norme sono complicate. Per entrare nei mercati, la norma che dice appunto questo provvedimento, bisogna avere la mascherina e i guanti. Non si può entrare nei mercati, e per cui dopo devono essere recintati, quindi li stiamo recintando con delle transenne, con delle cose che mettiamo il filo spinato, però insomma li recintiamo perché ci sia un'entrata e poi un'uscita separata, in maniera tale che la gente ordinatamente e non si crei appunto la saturazione o i gruppi di persone. Bisogna tenere le distanze e si va fuori solo per necessità. Evidentemente fare la spesa lo è, ma bisogna avere. Io devo dire che sinceramente ho visto anche delle fotografie, la gente era ordinata, ne vedi diversi ma sono tutti in linea che aspettano di entrare su un negozio. Non so se abbiamo questo servizio, se abbiamo delle fotografie da far vedere, mi pareva che avessimo qualcosa sui mercati. Me le facciamo anche vedere in diretta qua, perché io le abbiamo già fatte vedere, le facciamo vedere ancora, così le vedo anch'io. No, perché così intanto le commento magari, visto che Ah, ecco qua. Ma non avevamo le fotografie anche mi pare di San Leonardo, di Mestre? Mestre non ho visto qua passare. Ma l'avete già fatto il servizio? L'abbiamo già dato. Io tanto che... Ah, perché ho distrutto il microfono in quel momento. Vabbè, allora però le persone l'hanno già vista. Ecco. Cerchiamo di tenere vivo, e vedremo adesso, stiamo facendo anche tutte le norme da dare. Su questo volevo dare, magari dopo, facciamo passare, magari parlare un attimo, perché dopo c'è lo smart working, per cui forse è meglio finire adesso le domande su questa ordinanza. Allora io mi sono fatto fare delle risposte direttamente dalla centrale della polizia locale nostra, per cui a domande diciamo frequenti diamo questa risposta con questa nuova norma di ieri sui mercati. La domanda è: posso fare la spesa senza la mascherina e i guanti? Cioè senza? No. Da oggi è necessario, proprio da oggi, è necessario per effettuare la spesa sia la mascherina che i guanti in tutti gli esercizi commerciali, i guanti di lattice insomma indicativamente. Posso acquistare articoli di cancelleria presso esercizi che vendono generi alimentari? Ovviamente se li hanno, sì. Poi con questa norma si è sbloccata questa cosa che tanti bambini chiedevano, cioè gli articoli di cancelleria. Per andare al mercato devo mettere la mascherina e i guanti? Punto di domanda. Sì, sempre.
se ho la mascherina e i guanti, devo comunque mantenere la distanza da chi è vicino a me? Sì, sempre, almeno 1 metro. Fino a quando rimarranno chiusi gli esercizi commerciali, ovviamente tranne quelli aperti perché sono alimentari, fino al 13 aprile compreso, salvo proroghe o cessazione anticipata della chiusura, cioè se cambia, se il governo o anticipo, non credo che anticipi, per cui eventualmente proroga. Posso usare, per cui fino al 13 si fa solo la spesa alimentare. Posso usare la bicicletta per andare a fare una passeggiata? No. L'uso del mezzo, la bicicletta, deve essere esclusivamente per spostamenti legati a esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, tra cui fare le spese. Le farmacie, parafarmacie ed edicole continuano a mantenere l'apertura anche con la nuova ordinanza regionale? Cambia qualcosa per le farmacie, le parafarmacie e le edicole? Non cambia niente, è possibile, saranno ancora aperte, cioè sì, continuano a mantenere l'apertura. Chi vende la merce nei negozi e al mercato deve avere la mascherina e i guanti? Sì, deve avere, chi vende deve avere la mascherina e i guanti. Ecco, io mi fermerei qua con le domande e entrerei a parlare con il nostro amico assessore Paolo Rumor, che ci parla dello smart working, per darci un po' di dati, ci spiega, eccetera. Non so se prima facciamo partire, io direi prima Paolo dice qualcosa e poi facciamo partire il servizio. C'è un video, vedo qua. Facciamo così? Ok, Paolo, a te sono i tuoi cittadini, allora, i tuoi ciao amici. Sindaco, buongiorno a tutti. Allora, il tema dello smart working è un tema di attualità e molto delicato dal punto di vista organizzativo, perché si tratta da un lato di organizzare le cose perché i dipendenti possano lavorare da casa, dall'altro però bisogna anche fare in modo che i servizi continuino a funzionare, perché è importantissimo in questo momento che i cittadini e le imprese che già affrontano difficoltà enormi non si trovino senza l'apporto del comune, il supporto del comune nel momento in cui hanno necessità di un servizio erogato dal nostro ente. Quindi la necessità di coniugare queste due cose e di coniugarle in tempi record, perché col DPCM dell'11 marzo, dalla sera alla mattina, ci siamo trovati a organizzare lo smart working, che prima doveva essere pensato per un'ottantina di dipendenti che si erano resi volontari per questa forma di lavoro, a organizzarlo per 1500 dipendenti. E qui devo ringraziare e voglio ringraziare tutti i dirigenti del comune e i funzionari, i direttori, che hanno lavorato per 5 giorni, giorno e notte, per mettere in piedi questa macchina. I 1500 dipendenti comunali che lavorano da casa lo fanno in base a 175 progetti puntuali, dove per ognuno di loro è previsto la mansione, gli obiettivi, i mezzi da impiegare, i risultati e la consapevolezza poi di quello che si va a svolgere. Quindi davvero un ringraziamento a chi ha messo in piedi questa organizzazione che, ripeto, deve consentire da un lato di lasciare le persone a casa e quindi contribuire alla logica generale, alla politica generale del restate a casa, che è importantissima, ma dall'altro deve consentire alla macchina di funzionare. E sabato scorso il Sole 24 Ore ci ha gratificati di averci inserito nell'inserto specifico. Allora, lo diciamo dopo, sì. Questo qua, assessore. Facciamo partire il servizio adesso, intanto, che poi parliamo. Attenzione, la nostra regia, i potenti mezzi partono. Vabbè, anche da alza un po'. Ok, beh, penso che insomma qualcosina abbiamo fatto vedere anche per omaggiare le persone, insomma ci sono quelli del comune che stanno dandosi a fare e si stanno lavorando con grande passione, per cui volevamo ringraziare loro, dirigenti, tutta l'organizzazione e anche te assessore che hai coordinato.
Poi se vuoi continuare così, magari. Sì, ma volevo appunto dire che il Sole 24 Ore ci ha gratificati di averci inseriti come esempio, come comune esempio dell'introduzione dello smart working, comuni apripista, dice, e questo secondo me è una bella medaglia per tutti i dirigenti, i direttori, i funzionari e i dipendenti che hanno lavorato a tempo di record per mettere in piedi questa macchina che, ripeto, deve assicurare il funzionamento e i servizi ai cittadini. Noi abbiamo la fortuna che i giornali nazionali riescono qualche volta a raccontare in maniera più tecnica, perché forse per esempio Sole 24 Ore è più giustamente ha un taglio più organizzativo e per cui anche magari colgono insomma le novità tecniche che sono nei dettagli, e nei dettagli sono anche quelli legali e giuridici che portano la macchina del comune a essere molto più efficiente. È chiaro che si fa fatica a rispondere tante volte a osservazioni generiche, quando invece insomma lo sappiamo bene noi, poi parleremo anche di tutta l'avvocatura, no? dei risultati che abbiamo avuto. La tecnica, che oggettivamente riconosco a Paolo Rumor, lui è avvocato, e insomma si vede che da questo punto di vista qua molte cose le abbiamo impostate con questa logica. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di essere i più asettici possibili. Ovviamente avremmo fatto anche i nostri errori, ma il riconoscimento del principale quotidiano economico su un'organizzazione che ha funzionato e non è stata riempita di applausi eccetera, ma abbiamo scalato man mano che scalava la crisi, come è normale che sia. Che c'è qualcuno si aspettava di vedere la pandemia, poi c'è qualcuno che ha ulteriori fregole varie, per carità, ma in linea generale abbiamo fatto quello che qualsiasi buon padre di famiglia fa in un'organizzazione. Adesso stiamo pensando a come ricominciare, come riorganizzarci. Non c'è nessuna fretta se non quella di dare risposte, perché i nostri proprietari sono i cittadini, i nostri azionisti sono i cittadini, per cui noi ci ricordiamo sempre di questo. No, se posso aggiungere due temi di contorno a quello dello smart working, e il grande impegno che ha avuto la nostra amministrazione nel portare la fibra in tutta la città, e adesso in questi momenti si vede l'importanza, doppiamente l'importanza, e l'aver introdotto la possibilità di fruire di tanti servizi comunali online, una cosa che prima non esisteva. Oggi, per esempio, ci si può iscrivere online alla scuola d'infanzia, al nido, si può scaricarsi direttamente i certificati anagrafici, ecco, lo si può fare comodamente da casa. In tempi normali è una comodità, oggi diventa una cosa essenziale per consentirci di adempiere al meglio agli obblighi che il tempo del coronavirus impone. Sì, ci abbiamo creduto e abbiamo continuato su una linea che peraltro in certi casi era già stata tracciata, solo che tante volte venivano fatti annunci ma non c'era la sostanza. Io mi ricordo le telecamere quando siamo arrivati che abbiamo trovato che non erano collegate, avevano le ragnatele vecchie, cioè avevamo ancora le analogiche, insomma, no? Per cui baracconi grandi così, il peso dell'analogica, adesso lo dico ai cittadini, ma lo dico in maniera molto scherzosa, va così, il mondo è così, giustamente arriva, si fa, si cambia, si modernizza. Noi non abbiamo mai risposto a nessuno perché non vale la pena, abbiamo trovato di quelle cose che uno non ci crede. Adesso le telecamere sono anche molto piccole, ma soprattutto il segnale digitale è molto più leggero e pesa meno. Tante volte ancora oggi, quando facciamo le dirette, si vedono le persone giovani che sanno e conoscono questi mezzi e hanno la tecnica leggera, e si vede che la videoconferenza funziona meglio. In qualche altro caso si capisce che la strumentazione tecnica è un po' obsoleta. Io stesso, se mi dovessi collegare io, non sarei capace, insomma poco più, dai, adesso qualcosa di più so fare, ma insomma, però per dire, ci sta, questo coronavirus mette anche alla prova le scelte che abbiamo fatto. L'assessore ha fatto così una zoomata velocissima su un investimento da 50 milioni di euro che è il digitale, che abbiamo fatto noi, che abbiamo imposto, che il governo a quel tempo con Renzi ci ha ascoltato e ci ha dato i soldi, e noi li abbiamo spesi bene. Abbiamo tagliato, se vi ricordate, quante proteste locali continue, non so, infinità di articoli di ogni genere, perché avevamo fatto il taglietto sulla strada, il marciapiede, tutto poi messo a posto, e quello che non è messo a posto verrà sistemato. Però abbiamo portato fibra ottica, cioè fibra ottica in tutta la città. È l'unica città che è stata cablata al 95%. Adesso aspettiamo, perché non siamo noi la compagnia del telefono, non siamo noi Open Fiber o Telecom, ovviamente. Ci sono dei tempi nazionali che queste compagnie avranno, ma quando cominceranno il servizio con un click, con pochi soldi si accederà a questo servizio. Spiegarlo in altri tempi forse, sì, uno guarda e dice sì, un cavo in più, un cavo in manco, megavirus che è rotto, non è escluso che tanti ragionano così. Nella realtà oggi
forse si capisce l'importanza della fibra, l'importanza, e questo è tutto per i giovani, ma anche per i meno giovani, perché l'incontrarsi, la videoconferenza, il poter lavorare a distanza farà sì che la nostra città, anche il centro storico, di cui tanto alcuni dicono dove ci vuole un altro futuro, sì, ma se non c'è tecnica, se non c'è soldi, che c'è i bilanci in ordine e non ci sono le strumentazioni tecniche, il resto sono favole, discorsi, a discorsi qua dobbiamo fare. Allora, se noi, come facciamo, verrà appunto iniziato questo servizio da Open Farming nella città di Venezia, sicuramente, parlo di tutto il nostro comune, è chiaro che diventerà maggiormente attrattiva per quei giovani che vogliono fare attività legate ai siti, tutte le start-up, tutti i servizi che abbiamo scoperto, no? Sono anni che diciamo, abbiamo fatto le sperimentazioni positive con i commercianti di Zelarino, con i commercianti di Piazza Ferreto. Vi ricordate tutte quelle gestioni, diciamo, dove si va a parlare in internet con il cliente, quante difficoltà con chi magari faceva più fatica a capirlo, ma si è messo, ci ha creduto, eccetera. Queste sono persone che sono avanti adesso nel servizio a domicilio. Siamo arrivati a 270 negozi di commercio che si sono iscritti sulla lista, su Dime c'è una lista, non so se volete mandarla, 300 siamo arrivati, 300 commercianti che si sono iscritti nel portale Dime, eccolo là, questo numero. Qui trovate la lista di tutti i commercianti che vi fanno il servizio a domicilio oppure che prendono le prenotazioni da casa e poi potete andare a raccogliere. Questo servizio l'abbiamo lasciato, potete chiamare se magari non sono chiaro io, 041 e vi dicono come entrare nel sito Dime, nel portale. Ecco, facciamo vedere, entrate nel servizio Dime e vedete, eccola qua, la videata dove le aziende possono iscriversi e voi qua, ecco, leggete, poi il cliente legge, il cittadino legge e chiama il negozio che vuole e chiede chiarimenti per come ordinare la spesa a casa. Questa cosa non solo è utile adesso, certamente, e grazie a tutti questi commercianti per aver introdotto questo loro sacrificio in più, ma sarà una cosa fondamentale perché il negozio di vicinato vede veramente orizzonti nuovi, orizzonti diversi, perché credo che i cittadini che abbiano imparato e abbiano apprezzato un servizio che probabilmente altri non riescono a fare possono diventare dei plus in più, perché l'economia certamente cambierà, ma ecco perché questi sono persone che non si piangono addosso e si stanno attrezzando per affrontare il futuro. Suggerisco a tutti di ragionare con questa logica, non con la logica personalistica o partitica, ma noi siamo dei civici, non ci interessa niente la parte, diciamo, delle appartenenze, ci interessa che la gente possa stare meglio. In una crisi del genere stiamo vedendo che c'è sono reazioni vere, cose concrete, insomma, mi fa tanto piacere. Assessore, parliamo di tutto il tema, vogliamo dire, dell'avvocatura, sì, di come è andata, se abbiamo fatto qualcosa in più, in meno, sì, o vogliamo finire di parlare della Smart City, forse della Smart Working, qualche numero, no? Qualche numero sulla Smart Working. Poi... Allora, i numeri per quanto riguarda il comune sono presto detti, abbiamo 1500, questi sono i numeri dell'intera area, gruppo, quindi come il gruppo comprensive le partecipate. Per quanto riguarda il comune abbiamo 1500 dipendenti in Smart Working. Vedete, tutto il gruppo del comune, lo dico ai cittadini, in totale tra comunali e persone dipendenti nelle partecipate arriviamo a 10.597 dipendenti. Cioè uno dice il sindaco cosa fa? Ecco appunto, potete immaginarvi che razza di situazione in questo momento. Prego. Sì, e dicevo appunto 1500 sono invece i dipendenti per quanto riguarda il comune, l'ente comune. Come ho accennato prima, questo è un numero impressionante da un certo punto di vista, perché in un giorno si è passati dal dover organizzare una cosa volontaria per 80, che avevamo raccolto 80 adesioni allo smart working volontario, in un giorno col nuovo decreto dell'11 marzo per 1.500. Quindi sono 1.500. Sì, anche qua va ringraziata Venice con tutta sincerità, sì, perché è riuscita rapidamente, li avevamo messi un po' sull'erta, però insomma perché avevamo già fatto tutta una serie di progetti e di acquisti già, perché sennò non è che in 2 giorni fai tutto, però siamo riusciti a fornire molte attrezzature, molti portatili e anche costruire anche direttamente le reti proprio a casa di quelle persone per poterle consentire di lavorare, per sennò, e per cui molti addirittura, lo dico io, molti dipendenti comunali hanno acconsentito di dare il proprio cellulare che venga addirittura stampato in rete, perché non so, il geometra se era l'ufficio tecnico piuttosto che altri uffici
potesse avere una procedura diretta con loro per poter seguire le pratiche. Questo è quello che è successo in comune in silenzio e sta succedendo nel Partecipate. Quindi grazie a tutti, perché è una soddisfazione, penso anche a quei cittadini che ci chiamano ringraziandoci, insomma è chiaro che le cose sono un po' rallentate ma vanno avanti. Insomma. Parliamo anche degli 800 dipendenti che invece rimangono in presenza, perché fanno riferimento a quei servizi che sono o indispensabili per gestire l'emergenza o comunque che richiedono la presenza fisica, e quindi in questo momento sono persone che sono in prima linea. Sì, difatti vanno ringraziati, e sono anche queste persone che sosteniamo. Noi continuiamo a comprare mascherine quelle che vanno bene come dispositivi di protezione individuale, lo chiarisco, non sono le mascherine che stiamo distribuendo, quelle della Regione Veneto, per i cittadini. Anche lì 041, se qualcuno non trova le mascherine ci chiami e gli diamo qualche indicazione in più. Qualcuno che ha avuto problemi veri di movimento non può, addirittura siamo andati a portargliele. Chiaro che cerchiamo di arrivare dove servono. Adesso abbiamo fatto un acquisto, ieri sono arrivate 100.000 che sono quelle chirurgiche che ci servono per i servizi, avete visto i numeri, 10.000 persone dipendenti, è chiaro che tutti quelli esposti abbiamo dovuto attrezzarle. E per cui questo abbiamo fatto tutto da soli e continuiamo a farlo, continuiamo a comprare in Cina, eccetera. Anche lì voglio ringraziare l'assessore Del Martin che si è reso, diciamo, in qualche modo perno di tutta una serie di rapporti con nostri amici anche lì in Cina, persone che sono date da fare. Abbiamo ottenuto una prima fornitura gratis, ma poi altre le abbiamo tutte comprate, abbiamo postato soldi perché ci siamo organizzati, insomma. Questo vale anche per i guanti di lattice e abbiamo bisogno di continuare con questa logica. Una delle nostre prime attenzioni, non così in maniera, sono su tutto quello che le IBAB del comune gestiscono per gli anziani. Noi abbiamo veramente tutte le nostre case, abbiamo avuto 2 casi su un punto dove abbiamo isolato le persone, ma per il resto Dio voglia continuare a darci questo tipo di benedizione, non abbiamo ancora nulla, cioè, perché salutiamo i nostri nonni, sono chiusi dentro, però insomma la situazione è oggettivamente ad adesso buona, sotto controllo assolutamente. Voglio ringraziare tutti quegli operatori dentro le case di riposo, perché pensate che abbiamo 200 operatori che vanno a seguire 1000 persone a domicilio e continuano ad andarci, li abbiamo attrezzati, attrezzature. Ringrazio Luigi Polesel pubblicamente per il grande lavoro di raccordo che sta facendo in tutti questi centri, e grazie alla Regione e all'ASL con cui continuiamo a dialogare costantemente, cioè intendo proprio più volte durante la giornata, siamo aggiornati a tutto quello e siamo disponibili sempre a seguire tutto quello che loro ci dicono di fare. La protezione civile nostra è quella che poi utilizziamo, il comune ha la protezione civile del comune, ci sono 80 volontari, sono venuti qua a raccontare, per cui è una grande macchina organizzativa e anche tecnico-legale di questi tempi, tecnico-legale, perché poi c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire, per cui dobbiamo farle bene le cose con molta attenzione. E io sono molto molto orgoglioso di questa macchina, avremo tempo poi di raccontarla, ma lo dico ai cittadini che ci guardano da casa, guardate, è un lavoro immenso, immane, sto cercando di presentare appunto le persone, perché poi dicono ma non c'è questo, non c'è quello, no, facciamole vedere che c'è la struttura dello Stato, c'è la struttura del comune, ci sono le persone per bene che lavorano e non cercano rivalse o polemiche, altre assolutamente, le lasciamo ad altri momenti, ad altri luoghi. Adesso c'è soltanto il tempo di stringersi insieme, insomma, di stare bene, e augurare a voi che ci guardate, insomma, tanta salute, ma anche un po' un sorriso. I bambini, dategli una carezza ai bambini, telefonate ai nonni, chiamate i nonni, diteli guarda fra poco si sblocca, tieni duro che si sblocca, non ce la possono più. Vabbè. No, Assessore, io dico bene questa cosa qua, e poi avremo tempo magari di aggiornare questi numeri. Vogliamo dire qualcosa sul ragionamento dell'avvocatura civica, anche spiegando magari prima cos'è l'avvocatura, perché poi ci sono tante signori a casa, spieghiamo cos'è l'avvocatura civica. Sì, allora l'avvocatura civica è un ufficio, chiamiamolo così, se dobbiamo parlare in parole semplici, dove ci sono 10 avvocati che difendono il comune, e sono 10 avvocati di cui un direttore, 3 dirigenti e 6 avvocati, poi ci sono 2 praticanti avvocati e 10 impiegati amministrativi. Questa struttura, come dicevo, ha l'obbligo, ha il compito di difendere l'ente. Detta così, il cittadino dice: a me cosa interessa? In realtà, difendendo l'ente, difende gli interessi dei cittadini. E
apro una piccola parentesi. Come amministrazione ci siamo sempre connotati per aver gestito il bilancio, le cose economiche del comune con l'attenzione e l'oculatezza del buon padre di famiglia. Questo vuol dire gestire il bilancio da buon padre di famiglia, cioè non spendere di più di quello che abbiamo e quindi non fare debiti, spendere ogni singolo euro con attenzione perché vada a finire a chi davvero ne ha bisogno o dove può fruttare, e vuol dire anche, e qui entra in gioco l'avvocatura, difendere ogni singolo euro dell'ente con l'attenzione che uno ci dedicherebbe se fosse un euro suo. E da questo punto di vista abbiamo fatto, a conclusione... Anzi, anche di più. Anche di più perché non è nostro, anche di più. Giusto. Da questo punto di vista abbiamo fatto i conti dei 5 anni di nostra amministrazione e abbiamo raccolto questo dato. In questi 5 anni il Comune ha ricevuto, ha subito cause, ha subito richieste per complessivi 135 milioni di euro, ma all'esito, alla fine di tutte queste procedure, di tutte queste cause, è stato chiamato a pagare 6 milioni di euro. Questo vuol dire che il 95% delle pretese che sono state rivolte al Comune sono state smontate da quegli avvocati di cui vi parlavo prima, che fanno parte dell'avvocatura civica. Vuol dire 130 milioni di euro che sono stati difesi e che non è stato necessario sottrarre ai servizi ai cittadini e agli investimenti per i cittadini. Questo... Sì, c'era anche, quando siamo arrivati noi, c'era un andazzo veramente incredibile, cioè qualsiasi roba era buona per far causa al Comune, tanto paga Pantalon. Non funziona così, perché i soldi appunto di tutti sono più importanti ancora dei nostri. Cioè, noi su questa cosa qua evidentemente non abbiamo intenzione, anche perché poi si davano esempi che non era il caso, perché se poi uno vedeva che tranquillamente bastava urlare o a lanciarsi con proposte veramente in alcuni casi irricevibili, ma anche lontanamente immaginabili, ecco, prima queste cose qua non... Cioè, ci cercava in ogni caso di accontentare tutti, noi non abbiamo questo tipo di atteggiamento, cioè i soldi sono di tutti e servono, per cui se c'è che sbagliamo è giusto che il Comune paghi, però noi poi ci siamo anche trovati ad affrontare, insomma, delle pipite che venivano da lontano, di biblica memoria, gigantesche, ma anche questo ci sarà tempo e modo di raccontare, insomma, perché poi queste cose qua sono tutte scritte, però ecco, in qualche modo però mi piaceva raccontare cos'è l'avvocatura, insomma, anche per girare consigli poi. Sì, perché poi fa una consulenza continua a tutti gli uffici dell'ente, e qui c'è un altro aspetto importante che è quello della riduzione del contenzioso, perché dal 2016 al 2019 le cause pendenti sono passate da 2.600 a 1.750, è il 32% in meno. Anche qua il cittadino potrebbe dire questo. Ripeti questi numeri qua un attimo, sì, questi qua. Dal 2016 al 2019 siamo passati da 2.600 cause pendenti a 1.750, è il 32% in meno. Cioè di cause aperte, vuol dire che sono state chiuse. Vuol dire che sono state chiuse, vuol dire meno costi per il Comune e vuol dire un contributo, un mattone che anche noi come ente, come Comune portiamo al miglior funzionamento degli uffici di giustizia, perché gli uffici di giustizia che sono intasati di cause e quindi si rallentano i tempi per tutti. Qua puoi metterla in videata quel titolo là, perché quello mi sembra interessante, insomma, perché tanti su una roba del genere uno non è che va a vedere con calma, no? Se riusciamo, eccolo qui, perché il bilancio 5 anni di avvocatura ci sono risparmi per 135 milioni. E vorrei suggerirti una cosa, una riflessione che non è tecnica ma è più amministrativa. Ormai è un leitmotiv parlare della burocrazia, no? La burocrazia che rallenta tutto. Cioè, la burocrazia è questa non capacità di fare le norme, di scrivere le delibere, di fare delle cose soltanto perché si cerca il titolo, no? L'ultima è stata quella che noi saremmo in ritardo coi buoni, cioè ritardo un cavolo, nel senso che abbiamo scelto intanto di ragionare bene, norme assolutamente dove i comuni vengono abbandonati là senza logica, e noi abbiamo ragionato su quelle che potevano essere le nostre necessità. Se le facciamo con scienza e coscienza gli atti e non ci facciamo intimorire dalle minacce, quelle sì, di gente che parla un po' a vanvera o che attacca continuamente, ormai siamo talmente abituati che non li ascoltiamo neanche più, per cui lo dico con molta tranquillità. Bisogna poter fare le cose ragionevolmente. Se tu a quel punto fai delle procedure che sono difendibili, a quel punto lo sviluppo, cioè l'attività che tu vuoi mettere in campo, devi fare una pista ciclabile, devi fare un servizio, vuoi finanziare una cosa, arriva più velocemente a bomba, perché l'hai fatta bene, cioè non hai il contenzioso. Noi abbiamo eliminato no, solo uno elimina la povertà, noi no. Però abbiamo ridotto moltissimo il contenzioso.
Cioè il buco del Lido l'abbiamo risolto in questo modo qua, ragionando, studiando, guardando con calma e dipanando una matassa incredibile. Perché se tu corri dietro sempre ai comitati che ne nascono uno ogni, cioè c'è il comitato mio e poi il tuo e poi quello mio e tuo insieme e poi il mio e il tuo insieme con quello di mia sorella. Cioè, meno male che non ho sorelle. Insomma, ecco, per capirci, per cui invece l'amministrazione è un'amministrazione tecnica che è come si fa nelle imprese, come si fa nelle famiglie, non c'è questione. È evidente che dobbiamo perseguire gli interessi di tutti e tutti avranno questi interessi. È il modo come tu amministri che diventa dirimente. Se tu lo fai con una partigianeria di fondo, dove tu pensi che comunque sei uno che in qualche modo ti è di area tua o di amico tuo può avere più ragione di un altro che invece vede un'altra parte. Questo noi l'abbiamo confutato e noi pensiamo che si amministri in maniera anche tecnica, pensando che dove c'è il bisogno, dove c'è la necessità, si fa l'opera, si fa l'attività amministrativa. E questo devo dire che l'avvocatura, ma anche l'assessore in sé, tutto il lavoro che è stato fatto con tante persone, anche i giovani che abbiamo assunto oggettivamente, adesso lo dice. Sì. Questa cosa qua ci ha aiutato a far sì che per quello che si poteva abbiamo fatto le cose veloci e prendere un investimento quando arriva e poterlo scaricare a terra, la potenza del motore, se non c'è tutto il sistema cardanico che arriva alla ruota, cioè tu giri il motore potentissimo, ma se la roda non gira e a macchina non corre e noi dobbiamo ricominciare, abbiamo fatto ripartire la macchina. Adesso si arriva prima l'acqua grande, adesso anche il coronavirus, ma non ci demoralizziamo, abbiamo motore, forza, braccia e entusiasmo per continuare, per cui insomma ecco questo è. Andiamo avanti, sì. Perché questi sono pezzi del motore nascosti tante volte ma che servono per lottare contro la burocrazia, non solo dichiarare siamo contro la burocrazia, ma fare in modo di essere bravi a fare le cose. A proposito di pezzi del motore nascosto e anche di pezzi del motore su cui bisogna investire e su precisa scelta del sindaco l'abbiamo fatto, abbiamo assunto in questi anni, negli ultimi anni, 16 giovani avvocati che sono stati destinati a tutte le direzioni dell'ente. Questo serve proprio a quello che diceva il sindaco poco fa, cioè la presenza dell'avvocato e il potenziamento della consulenza giuridica in tutte le direzioni dell'ente consente di formare degli atti giuridicamente di qualità ancora più elevata, consente agli uffici di affrontare normative che sono spesso molto complesse, ma di venirne fuori con delle scelte e con degli atti che potenzialmente sono in grado di reggere e quindi a monte si riduce il rischio di contenzioso, il rischio poi di bloccare le cose. E anche risparmio sulle consulenze, perché questi qui danno consulenze che non sono più consulenze esterne pagate profumatamente eccetera, ma ce le facciamo in casa, facciamo formazione quella vera ai dirigenti che spesso cambiando, attenzione non è l'incapacità, è che cambiano le norme talmente tanto, certe volte le norme sono talmente confuse che devi aspettare tutte le circolari di chiarimento, cioè non... Allora, se uno fa l'ingegnere, fa l'ingegnere, non è che può diventare anche avvocato. Ecco, allora abbiamo sviluppato questa specifica attenzione anche per non spendere un sacco di soldi di consulenze, cosa che invece siamo riusciti appunto a farci in casa e questo ci dà un grande vantaggio anche quando scriviamo le norme, quando andiamo al governo per proporre cose, cioè abbiamo una macchina operativa di livello, secondo me, importante, come è giusto che una città come Venezia abbia, insomma, ecco, per cui io credo che sia da fare un applauso a tutte queste persone. Lo facciamo, bravi. Ascolta, l'ultima cosa, essendo tu assessore, anche il pro sindaco del Lido, cosa ci diciamo del Lido? Cosa possiamo, qualche dato? Adesso sì. L'ultima era quella dell'ospedale, non so se abbiamo l'articolo che è stato rifatto, perché in una prima fase c'era un articolo in cui diceva che il promotore dell'iniziativa dell'ospedale al mare, cioè il Cassa Depositi e Prestiti, avrebbe rinunciato all'investimento. Invece poi, a firma dello stesso giornalista, insomma, si rivede la questione, perché io so che è uscito un comunicato di Cassa Depositi e Prestiti, di TH Resort e Club Mediterranei, che dice no, confermo la volontà di realizzare il complesso alberghiero, è importante per il Lido perché sono 120 milioni, una zona in cui possiamo recuperare tutta anche la parte sia di spiaggia ma anche la famosa area, diciamo, di salute, e in più ci sarebbe un pronto soccorso nuovo regalato al comune che girerà l'ASL, insomma, ma che comunque è per i cittadini e risolverebbe un problema di degrado gigantesco di quell'area che è lì così ormai da tempi biblici. Io mi ricordo che me lo ricordo aperto, diciamo, in condizioni decenti l'ospedale al mare quando eravamo piccoli, ho 59 anni
vedere, adesso non so se abbiamo qualche fotografia dell'ospedale al mare, ma ecco non ce l'abbiamo, la faremo vedere i prossimi giorni. Ecco no, forse qualcosa c'era, ecco qua. Vedete il plano volumetrico, insomma una roba straordinaria quando sarà finito. E anche lì abbiamo sentito di assemblee, di gente che come sempre gira, come si dice, il menego dentro il collo, no? Dove si creano paure di ogni genere, non c'è nessuna paura, è una cosa bellissima che tra l'altro sarà aperta a 12 mesi all'anno, vuol dire dare un pezzo di rilancio del Lido, dobbiamo crederci tutti. Personalmente sto facendo di tutto perché questa roba qua vada avanti, insomma si faccia. Tutti investimenti privati, 120 milioni. Dimmi il resto. Il resto, va bene. Allora, in questi giorni al Lido stiamo tutti scalpitando per poter uscire di casa. Il Lido è bellissimo in questi giorni, tutti gli alberi in fiore, la spiaggia che troppo bello, troppo bello. Cominciava il sindaco. Però dobbiamo resistere. Cosa fa? Assembramento in spiaggia, sindaco, manda in pattuglie, va a cercare, si scampai, cioè, quello dico qui mascherine. Dobbiamo resistere tutti in stand-by, così come in casa. In casa, non fate i furbi, non fate i furbi che vi vediamo quei droni, non fate i furbi. Ecco, così come in stand-by sono alcuni lavori che stavamo portando avanti. In questo momento, proprio per esempio, per fare dei piccoli esempi molto precisi, siamo pronti a partire con il rifacimento della darsena degli alberoni e siamo fermi in attesa che si possa lavorare e che si superi l'emergenza coronavirus. Altrettanto stavamo piantando 140 alberi, anche qui siamo fermi. Sì, siamo sospesi. Sospesi. Esatto, no, perché c'è il discorso dell'emergenza sanitaria, ma noi non abbiamo fermato niente, cioè nel senso tradizionale del termine. Noi tutti questi investimenti operativi, adesso parliamo del Lido, magari se ce li racconti, però sono proprio perché pensiamo, tra l'altro, bene che ci siano, perché sarà la prima cosa che darà un senso di rilancio anche per il lavoro. Sono tutti micro lavori tante volte, anche cose che adesso se ci mettiamo a fare l'elenco, non so, il pezzo di marciapiede o l'albero che è morto e lo sostituiamo singolarmente, stiamo qua fin domani mattina. Avremo tempo perché questa cosa la faremo pubblica, ma è tanto per, visto che sei qua, ti chiedevo di parlare del Lido. Insomma, sì, allora, molto brevemente, allora appunto siamo in stand-by, in sospensione con questi lavori, così come con le asfaltature. E il discorso sul Lido secondo me si può dividere in due livelli, il livello dei grandi temi, dei grandi strumenti che abbiamo cercato di costruire e che consentiranno di lavorare in futuro, per cui la chiusura del buco, gli investimenti sulle spiagge, la spiaggia libera. Sì, perché c'è gente che non ci vede, non tutti ci conoscono il Lido, cioè il buco era una cosa leggendaria per noi, quando diciamo il buco tutti sa, cioè praticamente un'area gigantesca davanti al Palazzo del Cinema che era stata scavata. Si era buttato giù una pineta, demolita una pineta bellissima centenaria, quando si è scavato poi, insomma, vicissitudini di ogni genere, adesso non la faccio lunga, ma era solo per inquadrare il tema, se no pensano che sia il buco di Roma, no, questa è una voragine, diciamo, voragine del Lido, davanti una brutta figura gigantesca, non so per quanti anni. Quando siamo arrivati siamo messi a trattare con le imprese, eccetera, eccetera, adesso abbiamo sistemato tutto, abbiamo ripiantato la pineta, eccetera, penso sia molto bella, insomma, ecco, questo era riferimento al buco dell'assessore, lo dico non per i lidensi, lo dico per quelli che guardano magari da un'altra parte d'Italia. Sì, quindi la chiusura del buco e parallelamente gli investimenti sul Palazzo del Cinema e soprattutto sull'ex Palazzo del Casino, dove deve diventare un grande centro congressi che destagionalizzi. Scusa, anche lì parliamo di 17 milioni, cioè una cifra gigantesca, ma immensa, ci siamo ricomprati addirittura il palazzo perché era finito nelle mani della vecchia immobiliare del Casino, che doveva essere quella data in liquidazione, perché lì si era fatto di tutto, perché abbiamo anche recuperato il palazzo e l'abbiamo riscritto nelle proprietà del comune, cioè, e lo stiamo ristrutturando, viene fuori una roba meravigliosa, io l'ho visto, sono andato a vedere dentro i lavori, ma questi non li svegliamo adesso, li racconteremo, vogliamo far diventare un grande centro congressi, insomma. Quindi c'è un grande centro congressi che consente di destagionalizzare le presenze al Lido e quindi dare una mano a tutti i commercianti, gli esercenti, le attività economiche. Gli autobus elettrici, l'investimento enorme per portare tutti gli autobus, tutto il servizio su gomma di Lido e di Pellestrina sarà interamente elettrico. Sì, raccontiamola perché anche lì, lo dico per far capire, la cosa più difficile è stato portare i cavi, stiamo facendo le cabine di potenza dell'Enel e fare dei punti di accumulazione dove servono per ricaricare gli autobus, cioè tutta l'infrastruttura, perché poi abbiamo già comprato gli autobus e stanno cominciando ad arrivare, abbiamo avuto anche adesso dovuto rallentare un attimo perché per questo motivo, ma di fatto il Lido vogliamo elettrificarlo tutto e speriamo adesso anche di continuare con le auto, dare agevolazioni eccetera, proprio perché il Lido sia l'eccellenza in termini di sostenibilità ambientale. Pensate anche soltanto
all'assenza di rumori poi che dà un impianto elettrico, per cui una spiaggia che già è bellissima di suo, che ha diverse tipologie di spiaggia, e cioè dopo magari diciamo una roba anche lì, Sì. e però anche con un sistema modernissimo. Tra l'altro se arrivi a Pelestrina devi prendere anche il ferrybot col pullman elettrico, per cui 3 stazioni di caricamento, una cosa che vede avanti penso 20 anni, e spero che insomma potremo andare, quando saremo vecchi andiamo al Lido Sì, tutta una serie di elementi che devono dare una caratterizzazione al Lido, che sono carte da giocare poi per il rilancio in chiave economica per tutti, così come gli investimenti che abbiamo fatto sulle spiagge. Abbiamo realizzato una spiaggia libera completamente nuova, che è una spiaggia dall'anno scorso, una spiaggia enorme che viene pulita tutti i giorni, che è dotata di tutti i servizi, e invece vicino parallelamente all'ospedale, vicino all'ospedale. Per chi magari quest'anno vuole stare vicino a casa, sappiate che il Lido può venire a scoprire una cosa che può sembrargli incredibile, cioè una spiaggia straordinaria, e questa nuova spiaggia libera di fruibilità generale che abbiamo attrezzato già l'anno scorso, l'abbiamo messa dalla parte, diciamo, arrivando verso il mare, sulla sinistra, per capirci, poco prima dell'ospedale al mare. Ecco, lì abbiamo messo la squadra libera. È una spiaggia veramente bellissima, grande, profonda, come dicevo, pulita tutti i giorni, con tutti i servizi, i bar, i servizi igienici, le reti da pallavolo, il canestro a pallacanestro, aperta a tutti e completamente libera. In parallelo gli investimenti di Venezia Spiagge sul Blue Moon, dove abbiamo tolto la passerella, dove stiamo lavorando per... Lì c'era una passerella, la chiamavano passerella, no? Perché lui è del Lido, perché c'è da là. Lo spiego agli altri, una passerella, una roba, devo dire, che era dentro un progetto gigantesco di un professore, cioè bellissimo, che però era stata un incompiuta, allora noi l'abbiamo momentaneamente tolta e l'abbiamo messa in manutenzione, una passerella marcia, era, come si dice, era di ferro, ma era molto ruggine, eccetera, perché l'abbiamo portata via, l'abbiamo messa in provvisoria manutenzione, e abbiamo riliberato tutta l'area della spiaggia, insomma, no? Perché tecnicamente l'abbiamo messa in manutenzione. Questi sono i grandi temi, aspetta, i grandi piscina, strumenti. Però, il Blue Moon mi interrotto, mi sono dimenticato di chiudere. Il Blue Moon, quindi abbiamo tolto la passerella e contemporaneamente sono partiti i lavori per i nuovi servizi, il blocco dei nuovi servizi e la piscina a sfioro, quindi per elevare completamente... Sì, ci sono già 2 bar, adesso a parte la parte che stiamo costruendo proprio, adesso anche lì il cantiere è fermo, ma ripartirà subito, perché è tutto finanziato, ma anche i 2 bar, cioè non sono 2 bar che uno dice 2 bar di spiaggia, cioè questi fa il pesce fritto, una cosa straordinaria. Abbiamo ancora i bagnini con le barchette a remi, roba da anni 50, cioè dico, dovete venirla a vedere, anche perché quest'anno forse si girerà meno, parlo quest'estate. Faccio un po' di promozione locale, però poi... Venite al Lido. Venite al Lido. È perché abbiamo il sindaco del Lido, poi sponsorizzerò Bibione, Cavallino e Jesolo, insomma, e Rosolina, Sottomarina, perché anche lì sono posti. Però ognuno avrà la sua specialità, ma la raccontiamo di volta in volta. Il Lido comunque è quello che è più da scoprire, perché lo conoscono meno, c'è il discorso che è più un'isola, devi andare con un orario, vai con una barca, c'è la cabina, c'è tutto un altro pianeta, però veramente proprio perché lo è, merita di essere visto, qualcosa di fantastico. Subito fuori dalle spiagge, mi piace dirlo perché è una cosa di cui si parla poco, abbiamo nel corso del nostro mandato riasfaltato i lungomari. Lì c'era un problema che l'asfalto era a salti perché c'erano le radici dei pini marittimi. Forse se uno non asfalta mai. Ecco, e c'erano i salti così, pericolosissimi per le persone in bicicletta. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è questa, che quel lavoro è stato tecnicamente difficile e molto impegnativo per il comune, perché si è riusciti a salvaguardare centinaia di pini marittimi, perché le radici che erano affioranti e facevano saltare l'asfalto sono riusciti a farle calare in profondità e a salvare tutte le piante. Quindi quando si parla tanto anche di salvaguardia del verde, degli alberi, di animo green e di tutte queste cose, sostenibilità, ecco, questo credo che sia un bel esempio concreto. Sì, io penso, quando vedremo finito questo Blue Moon, di cui si parla per 20 anni, questo adesso abbiamo finanziato tutto, perché comunque ci arriviamo, sarà qualcosa di fantastico, qualche festa qua, qualche aperitivo, possiamo sognare, cioè sognare non è ancora vietato, non serve per sognare neanche la mascherina, si può sognare, io già presento, racconto quello che sarà, insomma, e poi faremo, insomma, dovremo ricominciare a vivere, perché è giusto che cominciamo a pensare anche a questo. Noi continuiamo a
insistere con questi programmi di miglioramento e di efficientamento. Questi un po' sono i grandi temi, però ci sono un'infinità di piccoli interventi puntuali che non sono meno importanti. Allora penso, abbiamo completamente rifatto i campi da basket pubblici, l'illuminazione dei campi da calcio, le strutture per lo sport inclusivo, che è un valore importantissimo. In collaborazione con la Lega Navale abbiamo collaborato per creare il pontile e tutta la struttura per la pratica della vela da parte delle persone con disabilità, e tutta una serie di altri interventi puntuali, dal marciapiede di Via Parri al rifacimento completo della scuola dell'infanzia a Rodari. Fermate qua. No, abbiamo tanta roba, la raccontiamo perché poi c'è Pellestrina e staremo qua fino stasera, però ci mettiamo un giorno, magari andiamo con la telecamera, adesso quando avremo finito, noi siamo in emergenza, quindi qualcosa che abbiamo da dire alla gente a casa, perché cerchiamo di farvi sognare, di farvi uscire con la fantasia da casa, solo con la fantasia, solo con la fantasia, devi stare a casa, state a casa. Però vogliamo raccontare perché dobbiamo ricominciare. Purtroppo la stagione si preannuncia brutta, evidentemente, tutti siamo più o meno sul disperato andante, speriamo che si sblocchi questa situazione presto, facciamo tutte le cose, lasciamo stare tutte le robe serie, salutiamo il nostro assessore Paolo, ci risentiamo lì al Lido, andiamo insieme con la telecamera, col telefonino, con roba da poco, quando abbiamo finito questa emergenza, e cominciamo a raccontare queste cose, perché credo che sia giusto che lo sappia la gente del Lido, Pellestrina, lo sanno, eccetera, però è bene che lo sappiano anche gli altri. Poi ringrazio sempre molto le associazioni di categoria lì della zona, perché ci hanno sempre aiutato. Attenzione, non l'amministrazione, la città, dobbiamo lavorare per la città, per i cittadini, perché se le cose le miglioriamo per tutti, non c'è nessun tipo di problema dal nostro punto di vista, facciamolo per tutti, sistemiamo, le risorse sono quelle che sono, vanno appostate bene, si taglia, si fanno gli sfalci dell'erba, si tiene in manutenzione, se possiamo stiamo piantando i fiori dove è possibile, perché adesso il tempo e anche le ragioni oggettive sanitarie ci hanno un po' rallentato, ma vogliamo far diventare una città giardino, bosco, alberi, verde, ma cose vere, non cose raccontate, messe là, lasciate con gli erbacei, con i topi, cioè cose belle che la gente possa vivere, è un modo diverso di vedere le cose. Poi c'è tempo per fare la campagna elettorale, intanto ragioniamo di continuare a tenere vita la città. Paolo, grazie tanto, scusa se chiudo, ma perché siamo andati avanti un po' lunghi. Io chiuderei proprio anche la trasmissione ringraziando, ci sono anche i nomi, li voglio fare: Daniela, Ornella, Concetta, Vittoria, Maria Grazia, Betty, Barbara, Lucia, Giancarlo, Carlo, Mario, che munite di macchina da cucire si sono messi a disposizione per realizzare queste mascherine. Il vostro è un esempio di grande sussidiarietà. Queste sono fatte in casa al quartiere Pertini. È un esempio di stare anche in qualche modo stare insieme e fare le cose per gli altri. Il vostro contributo è lodevole. Vorrei anche far vedere un imprenditore, Terrida, un amico che ha fatto questa mascherina, penso l'avrete forse vista già nei social, non so se abbiamo la foto, eccola qua, in pelle, lui lavora le borse, fa borse firmate eccetera, è l'azienda di Spinea, ma lavora per tutti, e ha questa mascherina con colori casual, mi sa che sarà il prodotto trendy dell'anno probabilmente, perché è probabile, dico probabile, non abbiamo ancora i decreti eccetera, ma che negli autobus e nei supermercati, nei luoghi pubblici, quando si rientrerà, si dovrà entrare utilizzando la mascherina, per cui è probabile, insomma, chiaramente la mascherina di pelle, qui dopo dietro ha invece il filtro, insomma il tessuto che serve per evitare il contagio. Bene, poi abbiamo ringraziamo tutti loro, facciamo vedere un video dell'allenamento del Cochi Clinic, un influencer del basket di 2 minuti, e poi passiamo direttamente alla sigla dei bambini. Abbiamo aggiunto i disegni nuovi. Bambini, continuate a mandarci disegni, sono bellissimi, faremo un grande libro, un album, quello che viene fuori, e anche grazie per questi video divertenti. Ne avremo degli altri, ma non sono politicamente corretti, per cui non posso mandarli. Volevo proprio farlo, ma mi hanno detto che mi sarei soppellito poi di critiche, per cui ho detto no, lo faremo su un backstage un'altra volta, quando queste cose ve le metto da parte, perché ce ne sono di cose simpaticissime che girano. Vabbè, ecco, questo è il numero, se volete scriverlo, 366 930 95 92, 366 930 95 92, per mandare con WhatsApp o i video, microvideo di 1 minuto. Fate vedere che vi state divertendo, che fate le cose più incredibili. Non piangete, so che c'è qualche signora che di notte si sveglia e piange, mi raccomando signora, vabbè, ci sta, però adesso via, ci si veste, ci si prepara bene la mattina, eccetera, poi ci mandate una foto, così per fare il video dovete prepararvi bene, si fa di giorno, si sta svegli, di notte si dorme, lo dico ai ragazzi,
E insomma, in bocca al lupo a tutti, buona salute a tutti, grazie Grazie a Paolo a di te, essere qua, grazie a grazie a te. tutti quanti, Buongiorno quei a ragazzi tutti. qua dietro le quinte che ci stanno aiutando, grazie a tutti. Ciao, sono Cocchi, influencer del basket. Benvenuti nella mia clinic numero 2. Giocare a basket è facile. Visto? Nella mia carriera ho già distrutto un tabellone come Shaquille O'Neal. Oggi vi insegnerò stoppata alla cocchi, alle yup alla cocchi, non penso. Questa è la stoppata alla cocchi. Dai! Scusa, Not in my house. Questo invece è la yup alla cocchi. Come devo farlo? è quello che poi tiri indietro. Così quello dietro schiaccia come una bestia. Pensa che due Wade mi ha visto e mi ha copiato. Questo è il Nalux Specs. Ho preso la vara. Ciao, la mia clinica è finita. It's over. Mamma, butta la pasta. Ok. L'aria, ma è chiuso qua. È chiusa la... Non è attaccata. Ma cosa stai facendo? Ok. Ma è Bruno Cerella! Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.